Leggete uno, avete il microfono nero lì. Recording in progress. Esatto, esatto. Sì, sì, accendilo, accendilo. C'è un bottone nero, accendilo, quando si accende leggete la domanda. Intanto si sta ricollegando il dottor Mendolicchio. Eccomi qua, ora tra l'altro Ah, ce l'abbiamo. vi sento pure. Tenetela per dopo. Allora, non so se lei ci sente, noi la sentiamo e la Sì, invitiamo a procedere. assolutamente sì, Adesso, assolutamente sì, quindi meglio di perdonate. prima. Allora può riprendere da dove ci ha lasciati e continuare. Intanto stavamo cominciando a organizzare le idee. Dicevo che è importante, ragazzi, quando qualcosa ci colpisce, una parola, di una frase, di un film, o una poesia, o una chiacchierata con un amico, così come un'immagine, così come una situazione, se qualcosa ci ha colpito è perché evidentemente ha un significato per noi, per la parte magari un po' più profonda, un po' meno accessibile, ed è importante che voi acuite la sensibilità di tornare a riflettere sulle cose che vi colpiscono. Vi faccio un esempio che sicuramente vi colpirà: la bellezza che non ha una sua caratteristica oggettiva. A noi piacciono le cose in relazione a una sensibilità molto personale, la bellezza di una ragazza, la bellezza di un ragazzo, la bellezza di un panorama. La bellezza non è una cosa oggettiva che piace in modo trasversale a tutti. Se a me piace lo sguardo di una ragazza, quello sguardo di quella ragazza, evidentemente questa cosa ha un significato per me. E tornare a riflettere su quello sguardo è qualcosa che nutre la vostra mente, l'alimenta di pensieri, di riflessioni, vi fa entrare in contatto con le vostre esperienze storiche. È un esercizio molto importante che vi consiglio di fare il più possibile. Fatevi stupire dalle cose che vi colpiscono, e quando qualcosa vi colpisce create uno spazio, un angolo, un tempo, un momento della giornata in cui voi potete tornare a riflettere su quel qualcosa che vi colpisce. Fate questo esercizio con i libri, fate questo esercizio anche con le materie che studiate a scuola. Non, non lasciate che le cose che vi piacciono, che vi colpiscono, che vi tocchino, vi passino sulla vostra testa come qualcosa che, come dire, non ha a che fare con voi. Fate in modo che l'esperienza sia qualcosa di tangibile rispetto alla vostra vita, e questo è assolutamente fondamentale. Emozionati quando vi verranno fatti dei complimenti. Noi viviamo in una cultura dove qualcuno tende ad insegnarci a essere un po' meno ricettivi rispetto a quello che ci arriva dagli altri, a essere molto più indipendenti, a essere molto più autogiudicanti. Invece io oggi voglio darvi un messaggio opposto. Dovete essere così bravi, così coraggiosi, così aperti di spirito, così lungimiranti a saper, come dire, saper lavorare con la critica delle persone per voi importanti. Mi arriveranno tante critiche e tanti giudizi, molti di questi non vi serviranno, ma se una persona che voi reputate essere una persona importante per voi, se vi critica, sappiate utilizzare quella critica, che non è un giudizio sulla vostra vita, ma è una critica magari su una cosa che avete fatto. E se voi aspirate ad essere persone migliori, e ci immaginiamo che nella vita tutti quanti noi dobbiamo pensare a una traiettoria evolutiva, dovete imparare a maneggiare l'elogio e la critica, sapendo che gli altri nella vostra vita, come ci insegna Hegel, come ci insegna Sartre, come ci insegnano tanti pensatori, sono importanti. Non esiste un'esistenza umana in cui l'alterità, l'altro, la compagnia, l'amico, lo straniero, anche il nemico non siano importanti. Noi dobbiamo fare inevitabilmente i conti con gli altri, perché, come ci insegna qualcuno, noi siamo animali sociali, e l'augurio che vi faccio in questa giornata, che è una giornata particolarmente importante e significativa, è che il vostro benessere passi sì per la capacità di saper filtrare e scegliere le informazioni, passi sì attraverso la capacità di riflettere sulle cose che vi colpiscono, ma l'augurio più grande, e poi vi lascio lo spazio per le domande,
possa essere quello che vi consenta di vivere il rapporto con gli altri nel modo più utile, più sano e più evolutivo per voi. Che sia un rapporto questo che si fonde ogni tanto sulla critica e sul giudizio, che imparerete, dovete imparare a governare, così come è importante imparare a governare anche l'elogio, non escludendo l'altro dalla vostra vita, immaginando che tutta la vostra esistenza sia autoreferenziale. Dalle mie parti in Puglia si direbbe io me la suono, io me la canto. No, ma il grande segreto dell'esistenza umana è vivere nel legame con l'altro senza che questo, come dire, possa essere o troppo distruttivo o foriero di troppa dipendenza. Nella giusta misura, ma l'altro è la cifra che rende la nostra vita preziosa e questo non dobbiamo mai dimenticarlo. In un tempo dove le guerre si seguono, in un tempo dove tutti inneggiano, come dire, alla solitudine e alla capacità di essere totalmente autoreferenziali, il grande messaggio che tengo a darvi oggi, il grande augurio è che voi possiate davvero imparare a capire il valore dell'altro nella vostra vita, della presenza dell'altro nella vostra vita, così come imparare a scegliere quali informazioni sono utili per voi e a riflettere sulle cose che per voi sono importanti tutti i giorni, in ogni momento di ogni giornata. Io mi fermerei qui e lascerei assolutamente a voi la possibilità di farmi domande. Grazie professore, la ringraziamo anche con un applauso per le parole che ha rivolto ai ragazzi. Allora, abbiamo gruppo di lavoro qui, capitanato da Camilla, che leggerà le domande che questo gruppo di lavoro ha già elaborato. Nel frattempo ricordo a tutti che basta alzare la mano per aggiungere qualche osservazione. Camilla. Buongiorno. La prima domanda: come fa un ragazzo a prendersi cura della propria psiche quando i genitori hanno degli stigmi e dei pregiudizi negativi proprio riguardo a quest'ultima? Bellissima domanda. Siccome dobbiamo partire da un presupposto che secondo me è importante, io faccio questo lavoro che adoro soprattutto perché mi permette di avere a che fare con generazioni diverse dalle mie. Io tutti i giorni incontro adolescenti, post-adolescenti che vivono un mondo diverso dal mio. Ad esempio io imparo tantissimo da voi la musica, gruppi musicali dei quali io ignoro l'esistenza, o cantautori o cantanti di cui ignoro l'esistenza, per me sono, come dire, qualcosa che imparo a conoscere grazie alle vostre passioni. Perché dico questo? Perché voi avete un dovere anche nei confronti del mondo degli adulti, ovvero quello di mettere il mondo degli adulti di fronte ai propri limiti, così come io ho dei grandi limiti nel conoscere la musica contemporanea e ascolto i vostri gusti e mi faccio permeare dai vostri gusti, così voi dovete poter dire ai vostri genitori che oggi incontrare uno psicologo, uno psichiatra per parlare delle proprie inquietudini non è nulla di pericoloso, anzi è pericoloso il contrario. Tenere tutto nascosto, pensare che si debba, con quel paradigma di cui parlavo prima, risolvere i problemi in beata solitudine, non pensando che invece se c'è una cosa davvero che vi fa crescere bene, imparare a chiedere aiuto alle persone competenti, rivolgendosi alle persone che possono interpretare il vostro malessere. Per cui voi non dovete essere timidi e se una mamma e un papà vi dirà rispetto alle vostre ansie, ma sì, parlane col prete oppure parlane con me o vedrai che passerà, voi potete dire no mamma, io penso che invece sia giusto andare a parlare con uno psicologo perché credo che questo psicologo ha fatto un percorso di studi, ha una sua esperienza rispetto a questo tema e credo che questo mi possa aiutare. E il vostro candore nel ribadire l'utilità di certe scelte, secondo me, ci aiuta a superare certi stigmi, che sicuramente appartengono a generazioni che non sono quelle vostre. Voi siete molto più smart e molto più rapidi nel capire a chi appunto rivolgere i vostri bisogni e le vostre domande d'aiuto, e se qualcuno invece vi dice il contrario, voi fategli intendere che il limite è il loro, e così come ha un limite il dottor Mendolicchio nel non conoscere la musica contemporanea,
anche i genitori devono poter imparare dai propri figli rispetto al fatto che bisogna avere un'apertura mentale diversa. Oggi è fondamentale per noi non avere reticenze rispetto a riconoscere i propri malesseri e a poterli condividere con qualcuno di competente. Grazie. Un giovane che fa uso dei social, come fa a riconoscere le informazioni o stimoli esterni positivi da quelli negativi? Bellissima domanda, anche questo è qualcosa che merita una riflessione approfondita. Innanzitutto ve lo insegna l'esperienza, ok? E anche qui è importante chiarirsi su questo. Voi dovete poter sbagliare, dovete poter acuire quella sensibilità che vi permetterà di capire ciò che è utile per voi e ciò che non lo è. Ok? Nel momento in cui però nel dubbio c'è qualcosa che può diventare rischioso, confrontarsi con qualcuno, o con qualcuno della proprietà, o con qualcuno che magari ne conosce un po' di più di voi della vita, col mondo degli adulti, questa cosa è sempre utile, è un consiglio che non tramonterà mai. Allora, da un lato è giusto che voi facciate le vostre scelte sbagliando, però se c'è qualcosa che vi turba troppo, magari una scelta affettiva, immagino che gran parte dei vostri crucci siano: devo continuare questa storia con questo ragazzo che non tanto mi piace, devo invece insistere con questa ragazza con la quale vorrei uscire ma mi dice di no, che sono cose che magari voi non riuscite a capire subito in che direzione andare. O vi concedete l'errore, cosa che ha un senso, potete concedervi la possibilità di sbagliare, perché no, imparerete sbagliando, oppure se per voi l'errore è un po' pericoloso, confidatevi con qualcuno, confrontatevi con qualcuno, e qualcuno deve essere qualcuno di significativo della vostra età o qualcuno di significativo del mondo degli adulti, che magari può mettere a disposizione il loro bagaglio di esperienza, e questo vi può aiutare a scegliere, sapendo che comunque imparerete sbagliando. Grazie mille. Abbiamo ora una domanda un po' più specifica, ovvero i disturbi del comportamento alimentare possono dipendere anche da fattori di genetica o predisposizione, oppure è solo una patologia che si sviluppa in seguito a modelli imposti dalla società? I disturbi alimentari sono malattie complesse che riconoscono una componente genetica che però forse è più corretto definire come componente epigenetica. L'epigenetica è quella scienza che mette insieme il funzionamento delle cellule e dei cromosomi delle cellule, dei cromosomi dei geni di quelle cellule in relazione agli stimoli ambientali. Voi dovete immaginare che un gene, che è, come dire, quel materiale biologico che conserva le informazioni di ogni singola cellula, ha delle mutazioni che avvengono nel corso di migliaia e migliaia di anni. Il funzionamento di alcuni geni invece può cambiare anche nel giro di tempi più brevi, di mesi, settimane, alcuni anche di giorni, in relazione agli stimoli ambientali. Questo si chiama epigenetica, ovvero la correlazione tra ciò che l'ambiente produce e come i geni si modificano nel loro funzionamento rispetto agli stimoli ambientali. I disturbi alimentari sono una patologia che ha un correlato epigenetico molto importante. In una società dove parliamo spesso di diete o abbiamo degli stili alimentari di un certo tipo, probabilmente stimoleremo alcuni geni a funzionare in un certo modo e questo impattano sul nostro organismo. E questo ha un senso nel riflettere sui disturbi del comportamento alimentare. Ma qual è il grande messaggio che vorrei dare dietro una risposta magari che può sembrare così complessa? Il messaggio è che i disturbi alimentari, in particolar modo l'anoressia e la bulimia, che sono quelli che probabilmente voi conoscete di più, sono proprio delle malattie che ci insegnano come l'ambiente nel quale viviamo modifica il nostro corpo, e questa modificazione in relazione a alcuni stimoli che sono sociali, culturali, a volte anche politici, possono produrre malattia. E queste malattie, che tra l'altro sono tipiche del mondo occidentale, trovano un substrato genetico e ambientale molto molto stretto. Grazie mille. No. Allora, ci sono altre domande dalla sala? C'è qualcuno che ha qualche curiosità, osservazione, domanda per il professore? No. Allora ne faccio io una che spesso emerge dalle ragazze e dai ragazzi, che è: come faccio, per esempio, ad aiutare
un amico o un'amica, una persona che so che ha qualche tipo di disturbo di questo genere. Cioè anche proprio a livello informativo e molto pratico, secondo la sua esperienza, quali sono i consigli che può dare agli studenti nel caso in cui incontrino questo tipo di problemi, non necessariamente su se stessi. Anche questa è una domanda molto importante. Noi dobbiamo partire sempre da un presupposto, che chi ha un disturbo del comportamento alimentare, chi soffre di anoressia, chi soffre di bulimia o chi soffre anche da alimentazioni incontrollate, per cui da obesità, vive il tema del giudizio come un tema fondamentale. Per cui il primo grande aspetto che noi dobbiamo tenere in conto è che dobbiamo avvicinarci a queste persone non col piglio giudicante, ma col piglio di chi sa ascoltare e vuole aiutare, altrimenti troveremo sempre delle difese, perché questi ragazzi si sentono già tanto giudicati e se noi ci avviciniamo loro col piglio giudicante, ma perché non ne parli, ma ti rendi conto delle scelte che fai, ma davvero ti vuoi rovinare la vita perché vuoi essere magra, se questo il piglio non funzionerà, perché appunto andiamo a elicitare la paura del giudizio che è già molto presente nei ragazzi che hanno questo tipo di sofferenza. Se invece noi ci avviciniamo con quell'approccio empatico, con la voglia di capire, con la voglia di condividere, con la voglia di dimostrare di essere vicini e presenti a questi ragazzi, a questi amici, allora funzionerà. Allora il ragazzo o la ragazza che ha una sofferenza di questo tipo inizierà a parlarne. E quando il dialogo si struttura su queste tematiche, l'altra grande cosa che bisognerà dire è di non avere paura e di rivolgersi alle persone competenti, perché da questo tipo di sofferenza se ne può uscire. Possiamo riconoscere che cosa c'è dietro questa sofferenza e per cui fare in modo che il ragazzo e la ragazza che patiscono di anoressia e bulimia possano abbandonare questo tipo di modalità di espressione del loro malessere. Una risposta che ci è piaciuta particolarmente in questa giornata, perché il filo rosso dei discorsi che abbiamo fatto riguarda proprio la relazione, la lotta allo stigma, l'incontro, l'abbassamento del pregiudizio. Lei non ha potuto sentirla, ma il primo intervento di questa mattinata era proprio dei ragazzi che hanno fatto insieme all'Associazione Psiche 2000 un percorso dove hanno incontrato delle persone che soffrono di disturbi mentali e l'incontro in realtà è stato nutriente da entrambe le parti e quindi questo è uno dei nostri temi di oggi, come pure la lotta allo stigma su cui l'associazione si impegna anche con giornate come queste rivolte soprattutto agli studenti e alle studentesse. Noi la ringraziamo tantissimo, professore. Grazie per essere stato con noi in videocollegamento, speriamo di averla qua magari in futuro anche in presenza. La salutiamo con un applauso perché sappiamo che lei ci deve lasciare per un altro impegno. Le auguriamo buon lavoro. Grazie, arrivederci. A voi. Permettetevi di chiudere con un messaggio. Io sono un adulto che tutti i giorni vi incontra, come dire, le parole spesso fatte di sofferenza, ma sono un adulto che gioisce tantissimo quando invece sente da voi le parole di gioia quando rinascono e quando vincono i propri fantasmi. Io tifo per voi, sappiate che c'è un mondo di adulti che tifa per voi e io sono uno di questi adulti e fidatevi di noi che siamo assolutamente entusiasti nel vedere i vostri processi di crescita. Buona vita! Grazie professore, allora andiamo verso la conclusione del nostro incontro con i ringraziamenti, però io non vorrei fare da solo questa operazione perché vorrei che salissero sul palco Mayra, Lorenzo e Tobias. Innanzitutto vi chiedo un applauso per loro che si sono esposti, che hanno superato anche l'ansia da prestazione del palco, sono stati bravissimi. Allora, visto che ci siamo, invitiamo anche tutta la quinta B a salire sul palco. Non è un obbligo, però è un invito. Lo facciamo per dare un po' di visibilità al fatto che questa giornata è vostra e quindi credo che voi dobbiate chiamare la vostra insegnante, magari le fate un applauso per farla venire qui con voi, la professoressa Gregoris. E allora concludiamo questa mattinata dedicata alla giornata della salute mentale. Avete visto, il nostro messaggio era
parlare di salute mentale non vuol dire parlare solo di gravi patologie, vuol dire parlare di tutti noi, di come stiamo. Quindi questo era il nostro intento. Viene meglio se lo facciamo in presenza, quindi grazie a tutti voi e ai vostri insegnanti che vi hanno portato. Non sono ore di scuola perse, ma sono ore di scuola investite in qualcosa che vi riguarda. E quindi ancora un ringraziamento a tutte le classi, non le cito una per una, ma a tutte le classi del Liceo Scienze Umane che sono qui e anche alle 2 classi dell'ITT Città della Vittoria. Fatevi sentire. Grazie anche agli insegnanti che vi hanno accompagnato. Ringraziamo il Campus San Giuseppe per l'ospitalità di questa aula magna che ci hanno concesso. Grazie. Il Comune di Vittorio Veneto che ha dato il patrocinio a questa giornata, e in particolare nella persona dell'assessora Antonella Caldart. La scuola con la dirigente, l'abbiamo già ringraziato, tutti i relatori e anche il pubblico che ci ha seguiti da casa grazie alle dirette. Adesso penso che ci sia un ultimo momento che per le ragazze e ragazzi di questa classe è significativo, perché penso che voi vogliate invitare qualcuno sul palco per dare un segno, se ho capito bene. Sì. Tieni. Invitiamo assolutamente la Presidente di Psiche 2000, Maria Teresa Denardi. Ecco, che ci ha supportato in questa avventura, con cui abbiamo avuto una collaborazione splendida e che ha reso veramente concreta e fattiva questa avventura, che è iniziata periodo post-Covid, quindi con 1000 incertezze, però insomma tutto è andato per il meglio e la ringraziamo davvero tanto e speriamo vivamente di continuare a collaborare. Grazie a voi, grazie a voi. Abbiamo imparato noi da voi, grazie ragazzi, grazie infinite. Un piccolo segno per l'affetto che ci ha legato in questi mesi, grazie. Bene, allora grazie a tutti, buon rientro a scuola e ci vediamo alla prossima occasione. Arrivederci.